che gara, ragazzi! Mario Verno! 35 anni di passione, 35 anni di corsa e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I numeri innanzitutto, oltre 600 iscritti sono un risultato significativo per una kermesse sulla distanza di 10 km e poi il livello qualitativo dell'evento che ha coinvolto diversi azzurri grazie all'impegno di Paolo Zanatta. Gli amatori master hanno risposto anche quest'anno in 600 partecipanti, quindi vuol dire che la formula è positiva. Poi ci sono state due bellissime gare ad invito al maschile e femminile, è stata sicuramente una serata stupenda per Treviso. La Corri Treviso dei Big ha incoronato Pasquale Selvarolo e Giovanna Epis, una novità assoluta quella dell'atleta pugliese e una conferma la veneziana sia pure a distanza di ben 14 anni dal primo successo. Parliamo di Selvarolo, 25 anni di Andria, tesserato per le Fiamme Azzurre, campione europeo a squadre di mezza maratona l'anno scorso a Roma. Ha atteso metà gara, il quinto giro su 10 per allungare la falcata e frantumare il gruppo dei battistrada. Da quel momento la gara è diventata un monologo. Selvarolo ha chiuso in 30,01, nuovo record della Corri Treviso, 10 secondi meglio del tempo realizzato da Luca Alfieri nel 2024. Dietro a lui il siepista Giovanni Gatto e l'intramontabile Daniele Meucci. Sentiamoli nell'ordine. Sicuramente è difficile nel panorama italiano trovare una gara con un percorso cittadino proprio così sentita, e questo secondo me è un punto di forza di questa manifestazione. Sono in una condizione di crescita, quindi il bello è anche questo, sorprendersi una volta che lo starter ha dato il via alla gara e godersi il percorso lungo questi 10 km in cui mi sono davvero divertito. È molto bello correre in centro, io non l'avevo mai fatto, quindi sicuramente una gara impegnativa ma emozionante. Devo dire il pubblico ha aiutato molto e mi ha fatto molto piacere il tifo, quindi sicuramente la consiglierò. Ormai l'età è questa, quindi non si può negare. Ma tu non mollerai mai? No, più che l'età sono tante gare che ci sono nelle gambe, tante battaglie che poi alla fine alla lunga si sentono. Glielo facciamo un applauso gigantesco. Lui è Daniele Meucci. Giovanna Epis dei Carabinieri ha bissato il successo del 2011. La 36enne veneziana d'adozione milanese, 2 Olimpiadi nel palmarès di maratoneta, ha staccato fra Ida Assanatte, atleta del Chad, nel terzo dei 5 giri di gara. Poi ha chiuso a braccia alzate in 16,59. Al terzo posto Anna Frigerio. È sempre un piacere per me tornare a Treviso, anche se è una gara per me straveloce perché è una 5 km e quando si vince è sempre bellissimo farlo comunque in casa, perché io sono veneziana, quindi veneta, e la felicità è doppia, quindi ringrazio il pubblico perché è stato veramente caloroso oggi, c'erano tanti amici sul percorso e veramente bello, mi sono divertita, sebbene comunque è una gara corta per me. È una tappa di velocizzazione, io la chiamo, e questo mese di giugno è dedicato alla forza e alla velocizzazione, poi finalmente a luglio si riprende ad allenarsi per la mia maratona. La soirée a été jolie parce que c'est pour la première fois pour moi de venir courir dans cette ville et je suis vraiment contente. Le parcours, c'est pas un parcours rapide, c'est un parcours technique. Mais la course a été très bonne. C'est amusant. Oui, parce qu'il y a plein de monde et ça fait plaisir de venir courir dans une autre région e découvrir un autre milieu. È stata la mia prima Corri Treviso e non sapevo cosa aspettarmi, ma è stata bellissima, bello correre nel centro di Treviso, soprattutto con tutto il tifo lungo il percorso. La serata in Piazza Duomo era partita alle 20 con la gara Open, un trionfo per Paolo Laplaca, 48enne di Trevignano, in forza alla società H. Robert Running Team, che ha chiuso i 9,9 km in 35,19. Ho cercato di fare il mio ritmo, pensavo di riuscire a mantenere una gara coi primi, a un certo punto però verso metà gara sono riuscito a staccarmi e ho
po' staccato gli avversari, sono riuscito a fare un po' il vuoto e me ne sono andato da solo. Insomma, è stata una grandissima soddisfazione, è stato un po' inaspettato sicuramente questo primo posto. Eleonora Lott, mamma volante di Mareno Di Piave, tesserata per l'Atletica Ponzano, è stata la più veloce tra le donne, 40,07 il suo tempo. È bella impegnativa perché ci sono parecchi falsipiani, però molto molto bello correre in città e c'è tanto tifo. Speravo tanto di fare una bella gara, di vincere e sono riuscita, quindi sono molto contenta. Le classifiche a squadre hanno premiato innanzitutto Radio Dreams Treviso nel trofeo Latte Busche, che premiava la squadra con il più alto numero di iscritti, 29. Complimenti a tutti i volontari, a partire dal presidente, che in questi anni hanno reso grande e importante, visto i nomi e la partecipazione a questo evento. Da moltissimi anni ormai siamo assieme a loro ed è veramente un piacere e un orgoglio essere assieme in questo percorso che sicuramente si rinnoverà anche l'anno prossimo. Inoltre, Gran Premio Maxi alla H. Robert Running Team di Povegliano, basato sulla somma delle migliori 10 prestazioni cronometriche, di cui almeno 3 femminili. Una serata straordinaria per il 35esimo anniversario di questa corsa, che porta sempre dei grandi atleti, che porta una grande qualità, e Maxi vuole essere a fianco soprattutto quando si parla di sport. Dove c'è sport c'è Maxi e noi siamo orgogliosi di questo. Appuntamento ora al Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, che il 26 settembre, un altro venerdì sera, riporterà in città il fascino di una corsa fuori strada e notturna.